Ciao a tutti. Oggi vi propongo una facile passeggiata lungo la riva destra del fiume Brenta, da Campese a Cismon del Grappa. Sono circa 37 km tra andata e ritorno con un dislivello di 180 metri. Si parte dal parcheggio del cimitero di Campese e ci si immette subito sul sentiero che costeggia il fiume Brenta in direzione nord. Il fiume Brenta nasce dai laghi di Levico e di Caldonazzo, posti a sud-est di Trento, e scorre per 174 km fino a sfociare a Chioggia, nell'Adriatico. Esso percorre l'intera Valsugana, che termina all'inizio della provincia di Vicenza. Da qui entra nel canale di Brenta, o Val di Brenta, fino a Bassano del Grappa. È parte di quest'ultimo tratto, da Campese, ultima frazione a nord del comune di Bassano del Grappa, a Cismon del Grappa, che percorreremo in questa passeggiata. La giornata è stupenda, anche se siamo ancora al 12 aprile, sembra di essere già in estate. Lasciamo Campese e quindi il comune di Bassano ed entriamo nel comune di Valbrenta, un comune nato dalla fusione degli ex comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Valstagna e altri. Siamo a Campolongo di Brenta. E questo è lo sbarramento della centrale elettrica di Mignano. C'è molta acqua nel Brenta e la ciclabile è perfetta. Per i primi 10 km, metà del percorso di andata, procederemo a ridosso del fiume, poi dovremo passare su asfalto e lo vedremo da un po' più distante. Questi luoghi sono perfetti anche per passeggiate rilassanti. In questa zona si praticano molto il rafting e la canoa. Ed ecco le famose grotte di Oliero. No, dovevamo girare prima. Ma ora che ci penso, che l'ho portato a fare il drone se non lo uso? Siamo alla periferia di Valstagna. Le acque del Brenta scorrono veloci, ecco perché il posto è adatto per canoa e rafting. Devo ricordarmi che è un drone, non un sommergibile. Ma ci sono tratti più tumultuosi. Il canale di Brenta è piuttosto stretto, come possiamo vedere. Esso è stretto tra il massiccio del Grappa a est e l'altopiano di Asiago a ovest. Quella che vediamo a sinistra è la statale 47 della Valsugana. Visuale da gommone. Ma è meglio proseguire. E rimontiamo in sella.
Breve tratto pedonale, bici a mano. Qui siamo a Valstagna, borgo molto grazioso da cui si diparte la strada che inerpicandosi per l'omonima valle arriva a Fosa sull'altipiano di Asiago. L'abbiamo percorsa 3 anni fa, in alto vi metto il link al video, ma vedremo meglio dopo. Oggi c'è mercato. Vediamo se si passa di qua. No, purtroppo strada privata. Laura decide di saggiare l'acqua. Molto fredda, come prevedibile. Siamo a San Gaetano. Poco traffico e scorci da cartolina sul fiume. Sasso Stefani. Il canale di Brenta è piuttosto stretto ed è il risultato dell'azione erosiva del fiume, a differenza della Valsugana che è di origine glaciale. Abbiamo percorso 18 km e mezzo. Tra poco dovremmo arrivare alla nostra meta, un ponte pedonale all'altezza di Cismon del Grappa. Ed eccoci arrivati. Facciamo un altro voletto col drone. Una cava e sullo sfondo Cismon del Grappa. Il ponte pedonale. Passato Cismon del Grappa si entra in Valsugana che porta fino a Trento. Sulla destra invece c'è il passaggio per il lago di Corlo, Arsiè e poi la Valbelluna con Feltre.
molto bello, non c'è che dire. Bene, è ora di tornare. Costa, è passato da poco mezzogiorno e lo stomaco protesta. Cerchiamo un posto dove ristorarci, ma temo che dovremo raggiungere Vastagna prima di trovarne uno. Siamo di nuovo a Vastagna. Cerchiamo un bar. Eccolo, fermata per un panino e birra che però vi risparmiamo. Un'altra sosta per un volo col drone. Guardate il Brenta, ecco perché si praticano canoa e rafting. Saliamo un po'. Val Stagna prende il nome dalla Val Stagna che poco dopo l'abitato si dirama nella Val Franzela e nella Val Vecchia che raggiunge Fosa. Quest'ultima è una valle molto stretta e selvaggia che vale la pena di percorrere, nel caso si volesse raggiungere l'altopiano.
È ora di ripartire. Oliero. Campolongo. Ci sono alcune canoe. Ah, questo tratto è davvero bellissimo. Ormai ci siamo. Siamo di nuovo a Campese. È stata un'uscita davvero interessante. Eccoci di nuovo al parcheggio. Alla prossima!